Rifiuti lasciati per terra, sulle panchine, parchi pubblici di Spresiano lordati dalle immondizie, tanto che il sindaco Marco Della Pietra ha dato il buongiorno ai suoi cittadini con un post sui social indirizzato, ha subito specificato, a ragazzi, adolescenti o poco più e ai loro genitori. Un video breve ma dai toni eloquenti. Va bene il momento, va bene che non ci sono posti dove trovarsi, non ci sono i bar aperti, non ci sono le discoteche, non ci sono locali e quindi nessuno viene come dire, viene nei parchi a prendervi per le orecchie, a portarvi via, anche se i parchi, ricordiamolo, d'inverno chiudono alle 8, ma non importa, non è questo. Però caspita che me li lasciate anche sporchi, questo mi sta parecchio sulle scatole. Un avvertimento, Della Pietra, prima di passare ai fatti, vale a dire ai controlli e alle sanzioni, che sono anche piuttosto salate. Adesso comincio a fare davvero dei controlli seri, poi dopo però lamentatevi, poverino il bambino ha preso la multa di... No, bambino un cavolo, perché c'è una lordura che fa schifo. Una situazione non più accettabile, sbotta il sindaco. Su un parcheggio qua ci sono le cose del McDonald's buttate per terra, ma dove cavolo viviamo? Cioè io capisco tutto, capisco che bisogna stare insieme, ma caspita, no lordarme e il territorio, perché se no mi girano le balle. E se mi girano le balle poi comincio. Poi però il primo genitore che mi chiama dice no, poverino mio figlio, 400, 500, 600, non me ne frega niente. Bene, buona domenica a tutti.